spera anche il più, se lo fai qui in bene, però non sono meteorologo e non tengo le statistiche, ma mi pare che sia almeno un 50 D che il più no, a part la sbrufalina che questa settimana passata era prevista neve, che in giù proprio due fiocchi, proprio come si suol dire, uno sbrufadino di l'altra sera, una qualche gutta d'acqua, ma appena. La situazione è molto seria, almeno nel nord Italia e in parecchie regioni. E nello stesso tempo abbiamo questa situazione che tutti, è sotto gli occhi di tutti, della tensione fra Russia e Ucraina. Si susseguono i tentativi per evitare uno scontro armato, gli appelli per la pace, eccetera. E mi visto Deutsche mi in mente come commento, siccome ho commentato un po' di fa l'anniversario di Mani Pulite con i versi del Porta, per la situazione qui mi è venuto in mente quella che la scrivì il Giusefatto Rotonde, più di 80 anni fa. Nel 1939 lui scrisse questa poesia in 3 parti, intitolata El Curavache de Pinsan. Come al solito lui inventa anche, diciamo, le strofe, fa delle strofe di 5 ottonari l'una, con la rima A, B, B, A, A, dove lui ricorda questo vecchio curato di Pinzano. Pinzano è un paese, attualmente fa parte del comune di Limbiate, ma era comune a sé stante, comunque era la sua parrocchia, e dice che questo vecchio parroco ai contadini che gli chiedevano la messa ad petendam pluviam quando c'era secco, diceva che bisognava aspettare che ci fosse qualche nuvoletta. La riflessione era ironica e amaramente ironica da parte di Giosafat, perché lui dice, come leggerò nell'introduzione, questa introduzione che scrisse poi successivamente, quando minacciavano, c'erano nubi di guerra sull'Europa, gli parve che non ci fosse questo gran fervore per pregare per la pace. Ora in realtà mi pare che ci siano non solo movimenti diplomatici ma anche preghiere. Ho ricordato settimana passata, ho fatto che il rosario che le sta recita in Gesa Dugnan sta proprio per la pace, e il Papa tutti i giorni che parla e raccomanda la pace, il dice di pregare per la pace, quindi c'è certamente un movimento di chi si dà da fare per pregare per la pace o agire per la pace. Non mi sembra, almeno mi pare che sia così diffusa questa preoccupazione, non lo so, sarà un'impressione, comunque cerchiamo di fare la nostra parte. E però mi pare anche che sia poca preoccupazione per questa siccità, almeno a me pare, ripeto, grave. Qualche servizio giornalistico l'ha sottolineato, che ci sono le campagne che sono a secco, è veramente una situazione preoccupante. E da questo punto di vista, ripeto, parlando con la gente non sembra uno dei problemi principali, e secondo me invece le preoccuparsi per la campagna, per la nostra salute in generale. Vabbè, insomma, se ci può far bene una poesia di 80 anni fa, anzi di 83 anni fa, per riflettere, per imparare sempre dal passato e fare qualcosa di meglio nel presente. Credo che le parole difficili non ce ne siano grandissime. Il triduf sarebbe il triduo, per far piovere. Il redu vuol dire ridurre, ma mi sembra abbastanza. Quando è succia vuol dire quando c'è asciutto, nel senso quando c'è siccità, evidentemente. Malarbetta vuol dire maledetta, qualcosa dell'accidente, insomma. L'indacquadure sarà un annaffiatoio, evidentemente, e carpugnenta vuol dire che insomma tutta
un po' rovinata. I Neur sono le nuvole, i Neurot sono le nuvolotte, le nuvole grosse. Per il resto mi sembra che appunto la comprensione sia abbastanza possibile, ecco. E Curavec de Pinsan. C'era una volta a Pinzano un vecchio curato spiritoso e strafalario. Ai suoi parrocchiani che chiedevano un triduo ad petendam pluviam, egli, accennando al cielo implacabilmente terso, suggerì di attendere un po', fin quando almeno fosse apparsa una nuvoletta. L'episodio mi tornò alla mente tanti anni dopo, quando, a primavera 1939, si profilava sul mondo la minaccia della guerra imminente. Prima parte. Quando succia de brusar il furmenti di nos campagne, i vilan per redire il danno curen subit a fa i funzioni in gesa, ma ti però fa un po' la prova se il Curavec de Pinsan invida di suo paisan a fa il triduf per la pieva e semeva o non semeva. Non semeva, perché sosten che per fa questa funzione la sortis risulta bon, le imprudente e vanno ben scampanà quan le seren, o che pressa malarbetta, ma uri che nostro signor te su in d'acquadur se che non ha nuvoletta, o che pressa a pian Carletta. Seconda parte. Come in che, sura la faccia carpugnenta della terra, che è un pericolo, che è la guerra, che è lì che la minaccia, la più sebruta minaccia. Ma di un po' che un sacerdote e semeva ufficialmente a pregare l'Onnipotente de mandà finì in got stu tremenda neurot. Ma di un po' che un campanin con tel tantus campanà che per soldi che fan fa e scampano un momentin per pregare Gesù bambin che ne salva del spetage, del squanquast, del patatrac e del disaster. Prova a fac attenzione se che è un paiash che si fida a me fumbrash. Terza parte. Sicché, a parte la reverenza che va sempre tributata, disinò a sua santità, disininga a sua eminenza, ma tut quanta la sequenza fine in fun sacerdotal, mi pare che anche in giornata la prudenza adoperata la sia proprio tale qual come quella de quel tal Curavec Bonachon de Pinsan, che se il tardava a fal triduf e l'andava pian, l'era no per la ragione che il fus fiac o lazaron, ma perché il voleva vest ben sicur del fatto so, e perché il voleva no compromette né pien né a mes nostro Signor. Delicatesse. Pasqua 1939 è siglata questa poesia. Bene, con la preghiera per la pace, con l'azione per la pace e con la preghiera perché piova ad petendam pluviam, come dicevano i nostri vecchi. Vi auguri una buona serata, una buona settimana e sempre in pista, sempre allegri, mi raccomandi. Buon saluto a tutti. Ciao ciao!